In diversi paesi europei si assiste ad una crescita esponenziale di casi dovuti molto probabilmente alla variante Delta, che ora fa paura anche in Italia. Dal Ministero della Salute arriva una circolare con l'aggiornamento della classificazione delle nuove mutazioni che raccomanda di rafforzare il tracciamento e di applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le misure di contenimento della trasmissione previste che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata. Il documento spiega inoltre che vi sono evidenze che quanti hanno ricevuto solo la prima dose di una vaccinazione che prevede il richiamo sono meno protetti contro l'infezione da variante Delta. Al momento questa mutazione del Covid non preoccupa il Veneto, lo afferma la dottoressa Antonia Ricci, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Fatta eccezione per i focolai diffusi soprattutto nel Trevigiano, relativi al contagio che ha riguardato alcuni nuclei familiari indiani, parte dei quali lavora in un'azienda della provincia, la situazione, sottolinea Ricci, non è di una diffusione preoccupante. Si tratta di casi specifici, legati a persone tornate dall'India che hanno trasmesso la variante ai loro familiari. Ci sono le varianti, sentiamo le varianti Delta, noi stiamo facendo il sequenziamento per capire, per il momento insomma, la situazione è completamente sotto controllo, però abbiamo capito che questo virus ancora non lo conosciamo a fondo e quindi non sappiamo come si comporterà in autunno, quindi ancora noi chiediamo massima attenzione, massima cautela. È chiaro che i casi stanno aumentando, aggiunge il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico, ma non vediamo una circolazione maggioritaria, è ancora preponderante quella inglese. Per Ricci questa variante del virus in Veneto sta trovando due ostacoli, ovvero l'alta percentuale di vaccinati e la stagione estiva. Sarà importante, conclude, capire cosa accadrà in autunno con le 2 dosi per tutti.